Oggi si celebra il Santissimo Nome della Beata Vergine Maria. Il nome Maria è di origine ebraica e significa signora padrona, ma anche amata e cara. Oggi, 12 settembre, si celebra la giornata internazionale senza sacchetti di plastica. Istituita nel 2009 dalla Marine Conservation Society, associazione che ha come obiettivo la salvaguardia degli oceani e dei mari. Tonnellate di sacchetti di plastica vengono ogni anno riversate nei mari, inquinando i fondali e le acque, rappresentando un pericolo per la salute di molti animali, tra cui pesci, mammiferi e tartarughe, oltre che per la flora acquatica. Il matrimonio che ha fatto sognare l'America. Così vengono ricordate le nozze avvenute il 12 settembre del 1953 tra John Fitzgerald Kennedy e Jacqueline Bouvier. John all'epoca era senatore del Massachusetts e la presidenza degli Stati Uniti conquistata nel 1960 sconfiggendo Richard Nixon era ancora lontana. Jacqueline, detta Jackie, era invece una giornalista del Washington Times Herald. Fu proprio grazie al lavoro di Jackie che i due si conobbero e si innamorarono. I due ebbero 4 figli e fino al giorno dell'assassinio di John, avvenuto il 22 novembre del 1963 a Dallas, la loro storia d'amore fece sognare tutti gli Stati Uniti, nonostante dietro la facciata si nascondessero tragedie private e tradimenti. Buongiorno ai 12, oggi la luna non smette di creare dubbi e questa volta lo farà in amore perché non andrà d'accordo con Venere, con una quadratura abbastanza difficile da gestire. Cosa faranno i segni zodiacali? Scopriamolo insieme. Ariete, Venere rimane comunque sempre vostra alleata dal Leone, per cui per quanti dubbi ci siano deciderete di andare fino in fondo e di amare come solo voi la vostra intensità sa fare. Toro, per voi oggi è un po' complicata perché vi sentirete un pochino delusi dall'amore perché sia la Luna che Venere sono entrambe signore nel vostro segno zodiacale, per cui il fatto che vadano in disaccordo vi creerà dei problemi che riguardano proprio il livello di fiducia in amore che forse dovreste ritarare. Gemelli, la vostra giornata oggi si propone come una giornata piena di cambiamenti e soprattutto a livello lavorativo in cui tenterete di empatizzare e di conoscere meglio un ambiente e un territorio nuovo, persone nuove e soprattutto delle fruizioni nuove delle vostre inesauribili capacità. Cancro, per voi la giornata è ottima proprio perché la Luna oggi, a parte non andare d'accordo con Venere, crea degli ottimi rapporti sia col Sole e Mercurio ma anche con Giove, quindi una giornata assolutamente piacevole e di incassi notevoli. È proprio Venere quella che non funziona oggi per voi, per cui in amore forse potreste sentirvi non visti o non capiti proprio dal partner. Leone, la giornata di oggi prevede la vostra Venere che ospitate già da tanto tempo non andare per niente d'accordo con la Luna, quindi i vostri modi di amare potrebbero essere fraintesi o non capiti dalle persone che avete intorno. Fatevi forte però del fatto che alla lunga la chiarezza di cui disponete sarà sempre la vostra forza e che comunque con l'alleanza di Marte risultate sempre assolutamente imprescindibili in termini passionali. Vergine, ottimi aspetti per voi perché la Luna in trigono sia a Mercurio e al Sole che ospitate, ma anche in ottimi rapporti con Giove. Comincia la fase ascendente del vostro segno zodiacale che sempre di più riguadagna punti e che ascende nello zodiaco come uno dei segni più fortunati dello zodiaco. Bilancia, Marte oggi non va proprio d'accordo con Giove e ci pensa Venere a mediare un po'.
ma sicuramente dovrete fare delle scelte importanti. È un bivio per cui dovete scegliere se andare a destra o a sinistra e un amico sarà determinante nel darvi un consiglio. Scorpione, Luna ancora in opposizione che quadra proprio a Venere. Beh, oggi non è una bella giornata per l'amore, ma voi Scorpione siete sicuramente propositivi e creativi in termini lavorativi e riuscirete a ricavarvi nei piccoli spazi del vostro quotidiano e la vostra intesa di relazione che comunque gode di una propositività che per voi è abbastanza inusuale. Sagittario, i giochi planetari oggi vi riguardano ben poco, piuttosto Plutone vi sospinge a innovare e a ricreare un po' la vostra dimensione lavorativa e professionale. Parlandone peraltro con un collega, l'idea giusta arriverà. Capricorno, per voi i giochi planetari sono abbastanza sensati, tutto sembra andare a posto perché la Luna è comunque in trigono, mette in crisi sì l'amore, ma Marte fondamentalmente vi consiglia di aspettare tempi migliori per questo o tempi di maturazione semplicemente. Il punto è che Mercurio e Sole fanno funzionare benissimo i vostri progetti e di questo potete solo che esserne lieti. Acquario, la vostra dimensione affettiva sembra essere un po' minacciata dall'opposizione di Venere e dal contrasto della Luna, una doppia quadratura un po' emotiva, un po' sentimentale. Se non vi sentite soddisfatti o compresi dal partner, è il caso che voi lo dichiarate. Il lavoro va benissimo. Pesci, per voi la giornata è abbastanza significativa proprio perché la Luna vi dà ragione e Venere un po' troppo distratta e lontana fa andare le cose in un'aura sicurezza quotidiana che si ripete all'infinito ma che vi dà gioia. L'opposizione di Sole e di Mercurio continuano però a farvi pensare che qualcosa va cambiata se non eliminata. Mentre camminava nel comune di Montignac, nella Dordogne, Marcel Ravidà vide una cavità. Indeciso su cosa fare, tornò a casa per organizzare 4 giorni dopo una spedizione con 3 suoi amici. Avevano appena scoperto uno dei tesori più preziosi della preistoria, un tesoro di 17.000 anni, le grotte di Lascaux. Con 600 pitture e 1500 incisioni viene definita la Cappella Sistina del Paleolitico. Il tema più comunemente rappresentato è quello di grandi animali dell'epoca, fra i quali spicca l'uro, animale oggi estinto. Per tutti, Viviane Maier è una delle maggiori esponenti della street photography. Di lei si sa che per mantenersi faceva la tata e nel tempo libero con la sua macchina fotografica rendeva immortale la vita di tutti i giorni. Non ha mai pubblicato un suo scatto e ha raggiunto la popolarità solo dopo la morte. Il successo inizia infatti nel 2007 quando John Maloof decide di acquistare a un'asta pubblica un baule pieno di rullini fotografici. Una volta capito il tesoro che aveva tra le mani, Maloof cercò infatti disperatamente notizie su Viviane Maier per rendere onore al suo lavoro. Purtroppo la Maier morì nel 2009 senza sapere che da lì a poco sarebbe stata ricordata come una delle più importanti e stimate fotografe al mondo. Vi saluto oggi con una frase di Cesare Pavese: non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. Quindi vivete appieno ogni attimo di questo nuovo meraviglioso giorno che sta per iniziare. Per oggi è tutto, ma non temete, domani saremo di nuovo insieme per una nuova puntata dell'Almanacco. Vi aspetto. Buona giornata dalla vostra Martina.